È stato arrestato ieri a Santa Maria di Sala il serbo 28enne Dragan Miladinovic, accusato dell'omicidio di Matteo Venturini, avvenuto lo scorso 16 febbraio a Pionca di Vigonza. Sarebbe stata una lite tra i due tossicodipendenti alla base della colluttazione che ha portato alla morte di Venturini. Il suo corpo era stato recuperato in gravissime condizioni nel canale Tergola e trasportato a Padova, dove morì poche ore dopo. Ora, dopo il blitz dei carabinieri, si aspetta l'interrogatorio di convalida previsto per il 15 maggio. Svisce Marciano News, Santa Maria di Sala.